Dobrodošli. Super. Bravo. Pozdravljeni, saluti tutti. Resnično sem danes zelo vesela in vzhičena, ker je pomemben dan ne samo za Italijo in Slovenijo, ampak za celotno Evropsko unijo. Per me è un grande onore poter essere qui perché sono molto onorata di presenziare in quanto questa è una data molto importante, non soltanto per l'Italia e Slovenija, ma per tutta l'Europa. V evropski strategiji za promet železnice igrajo izjemno pomembno vlogo in več kot 70% vseh investicij v tem finančnem obdobju in v naslednjem finančnem obdobju je namenjenih posodobitvi železnic, zato da lahko končno ponovno odigrajo svojo pomembno vlogo pri razvoju družbe in pri razvoju gospodarstva in s tem tudi vseh državljanov in državljanov. La strategia europea proprio associata proprio alle ferrovie, infatti c'è la strategia di tutti gli investimenti sono dedicati sia in questa prospettiva quanto nella prossima nell'ammodernamento, in modo tale che le ferrovie possano giocare un ruolo visto in modo per fare la connessione e l'integrazione dei rapporti sociali e economici. Za našo povezavo med Ljubljano in Trstom uresničujemo eno glavnih strateških usmeritev evropskih železnic, to so čezmejne povezave, prihajajoči leki, ki povezujejo ljudi, ki spodbujajo turizem in seveda ki sledijo pomembne sporočilu Evropske unije, ki je v povezovanju, v sodelovanju, v soustvarjanju in v seveda dobro prihodnosti za nas. La strategia dell'Unione Europea appunto vede le condizioni al prossimo condizioni e questo è molto importante perché oggi abbiamo giunto un'altra, quella partigiana e Trieste. E proprio le condizioni transfrontaliere sono quelle link importanti che incentivano il turismo, ma non solo, li collegano veramente nella storia. Se vidimo drugo leto na povezavi